Vediamo. Questo sarà lo stadio del domani, ma è ancora il vecchio dorico, classe 1931, a dare il benvenuto alla Serie A per la prima volta ad Ancona. Per vedere il capolavoro di Guerini sono presenti 13.000 spettatori dentro lo stadio, il resto fuori, sistemati ovunque, pronti ad applaudire tutto, anche la sconfitta rimediata contro la Sampdoria, perché grinta, agonismo ed anche buon gioco non sono mancati. In tribuna c'è il Sacchi nazionale, attentissimo ad annotare tutto. La Sampdoria, disposta a zona, continuano senza difficoltà le prove tecniche. Sfrutta soprattutto la fascia destra. Eriksson ha chiesto velocità e così al 24esimo Mancini scambia con Lombardo, serve Jugovic, di prepotenza entra in area e batte Nista. È l'1-0. La squadra di Guerini non accetta di fare da semplice comparsa in Serie A. La reazione è iniziativa degli uomini con più classe. De Tari, per esempio, le sue idee sono sempre buone, anche se spesso intuite con qualche secondo di ritardo dai compagni. L'Ancona capisce che la Sampdoria in difesa può cadere in errore. Al 37esimo, Ruggeri, dal fondo, riesce a spiazzare i doriani e servire Ermini, solo e freddo nel realizzare l'1-1. La grinta dell'Ancona innervosisce la Sampdoria. Catanez dice qualche parola di troppo e Trentalange lo zittisce con il cartellino rosso. È il 40esimo, la Sampdoria resta in 10. L'Ancona ne approfitta. La teoria è semplice, individuare i punti deboli degli avversari e colpire. Ma Pagliuca sa che Sacchi in tribuna osserva e annota tutto. Bravi nei recuperi e nel pressing, i difensori sampdoriani hanno invece problemi nell'individuare l'uomo da seguire nell'area piccola. Al 44esimo De Tari è infatti solo, mira il palo più lontano ed è il 2-1. L'unica cosa che mi preoccupa un po' è che abbiamo subito 5 gol su palle inattive, un fallo laterale e altre punizioni, no? Perché su azione le altre squadre non ci hanno mai fatto gol, però abbiamo subito dei gol così un po' strani quando la palla era ferma, cercheremo di migliorare questo in settimana. Nel secondo tempo Eriksson decide di arricchire il centrocampo, dentro Invernizzi quindi e fuori il troppo isolato Bertarelli, ma è soprattutto il carattere che aiuta la Sampdoria. Pagliuca dà per primo l'esempio, neutralizzando con una super parata un tiro di Agostini. Un minuto dopo Invernizzi lancia in modo perfetto Mancini, che si affida proprio a quel famoso carattere e alla sua classe per realizzare il 2-2. Complimento a lui, ma lui è questo giocatore che può fare queste cose. È importantissimo avere un giocatore così in squadra. La forte personalità non è prerogativa solo della Sampdoria. De Tari, ancora lui, serve Agostini, ma Pagliuca vuole far scrivere un poema a Sacchi. Eriksson chiede di più, Jugovic vuole il voto migliore, tutto per sé. È il 76esimo, punta alla porta, ma è Ruggeri a battere Nista per il 3-2. Guerini mette in campo anche il velocissimo Zarate, ma Pagliuca chiude la porta, la partita e la bocca di Guerini e i suoi ragazzi. I giocatori oggi si sentono un po' demoralizzati, ritengono che non sia opportuno per oggi fare interviste, ma non mi sembra una cosa eccezionale, mi sembra una cosa... Ma lei ha arrabbiato con qualcuno, lei? Assolutamente con nessuno.